trovava la parte reclusoria, tornava alla Fratta Maggiore. Era stato là a comprare 4 kg di pane e 10 kg di mele, dissi facciamo un po' di provviste, non si sa che succede. 14 km, 14 kg, a coppia di spalle, non vi dico una fatica. Per la strada si era sparsa la voce che ci doveva essere il bombardamento dal mare. Scappate, bombardano la mare, sapete, sono le corazzate americane, fuite tutto quanto lo ricopre, Io pensavo a te, pensavo ai figli, ti si bombardate, l'hanno pulito voi, ma la mare, la cila, la terra, la sottoterra, ma io arrivavo a casa, mi mettevo a correre, sempre che 14 kg a coppia di spalle, chi lassava. La strada era un inferno, si sparava da tutte parti. A mezzo della strada, a sotto di fognatura, a coppia di loggia, e in mezzo a chi lo vota, in mezzo a quella gente che correva, che strillava, che alluccava, morte ferite, fucilazioni, io avevo una spinta. E caretti io, o pane e mele, sbattette con la capa in terra, mi ricordo solamente stamani pieni di sangue e sempre sentendo sparare per detti senza. Trovo che l'email che si mangiaia. Man mano che capivo poi che mi tornava il sentimento, io mi sentivo stretto, io mi sentivo soffocare, sentivo voci di altra gente che stava in a me, io mi volevo muovere ma non potevo, e gambe io capivo che ce le avevo, però non mi sentivo e dicevo, ma chissà, forse sto sotto i macelli in un ricovero con altra gente ancora, forse non sarà crollato tutto. Un rumore di treno che si avvicinava, lo sentiva lontano e poi più forte ancora, e sto ricovero correva, allora io chiudette l'occhio per sentire meglio, dissi ma che ricovero, chissà deve essere treno. Era treno. Ma c'è un po' un silenzio. Per quanto tempo ci usava? Gente che scendeva dal treno e ha preso a loro scenette pure io, a Dostevi, da quale paese. E ci usava. Mi medicarono la ferita in un'infermeria da campo. E dopo un po' un sergente tedesco voleva sapere a me che mestiere sapeva fare, io con una paura, io subito dice i casi dico che faccio un trammiere, che subito rispondono tram non ce ne sono, voi siete inutili, allora mi guadagno poco, dice no, io sono di buona volontà, io faccio il manovale, io alzo le pietre. Una giarizzata preta sotto il bombardamento. Poi ce ne scappaiamo. Assieme ad altri compagni, amici napoletani, ci mettemmo d'accordo di notte. Un amico nostro dice, ma dove andate? Chi ci stanno in sentinella, ma ammazzano, meglio la morte. Non si poteva fare quella vita. E così ci arrivavamo a scappare. Paese, un coppa una carretta, un coppa uno staffone di treno, o a pera. Ci siamo andati a pera giù. Paese distrutto. Creature sbandate. Fucilazione. Quando è morta e loro e i nostri quando non ci viste e i morti sono tutti uguali.
Mi sono tornato cagnate. Quando tornai alla da quello con un carattere nervoso, nevrastenico, ma appiccicava sempre con tutto quanto, ma stavolta no. Stavolta no, questo non è guerra, questa è un'altra cosa. È una cosa che non possiamo capire noi, io solamente mo mi sento veramente. A sta guerra a casa torna buoni che non si può fare male a nessuno. Non facciamo male.